Figlia mia c'è il pomidoro, se lo vuoi te lo posso dare. Mamma no, 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 mamma mia, me moro, una cosa che all'altro sta. Figlia mia, c'è l'insalata, se la vuoi te la posso dare. Mamma no, 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 non mi vuole per male che c'ho, mamma no, non mi vuole per male che c'ho, mamma mia, me moro, che una cosa che l'orto sa, figlia mia c'è stata, senta, si la vuoi te la posso dare. Mamma mia, mamma mia, me moro, mamma mia, mamma mia, me moro, che una cosa che all'orto sa, figlia mia c'è sta la sabbia, sì, la vuoi te la posso dare, mamma no, non mi vuole per male che c'ho, mamma no, non mi vuole per male che c'ho, mamma mia, me moro, che una cosa che all'orto sa, figlia mia c'è l'ortolano. Ah, vedi l'ortolano! Sì, lo vuoi te lo posso dare, mamma sì, quello solo può farmi guarire, mamma sì, quello solo può farmi guarire, mamma sì, quello solo può farmi guarire, mamma sì, quello solo può farmi guarire. Naturalmente dopo verrà spiegato la motivazione perché noi cantiamo questi canti. Non diciamo. No, non dice niente, va bene. Perché prima siamo stati all'orto a raccogliere gli ortaggi e adesso viene la Maddalena che cucinerà un po' tutto quanto, pasticciando e combinando guai in cucina, bruciando i biscotti e facendo la pasta scotta. Questo era un canto laziale, adesso cantiamo questo canto genovese. Maddalena, fritta in bella, scarpe giacche, scarpe giacche, roba vecchia già. E confetto di papel, Maddalena fai i file non so manco che Maddalena fai biscotti, i biscotti son bruzzese, i biscotti son bruzzese, Maddalena fai fugge, i fugge son della tom, Maddalena fa mi cion, oh mi cion, oh mi cion, oh mi cion, oh se disse, oh mi cion, no se disse, Maddalena fa camice, e camice son bella, Maddalena, buonasera. Io spero che si senta, comunque. Oh, ciao Marcello Dodonio, non ti ho visto, eri già qui? Ok, bene. Allora, sì, dunque adesso
il presentatore l'organizzatore presenta il presentatore, vai. Allora, intanto ringraziamo Paola Gagliardo e le voci della Tenera. È uno dei tanti cori diretti da Paola Gagliardo Serrao. Fa sempre È piacere. una rappresentanza dei due cori femminili del Centro Studi Atelier 102, perciò le voci dell'Atelier, perché c'è il coro Lucanto e il nuovo coro popolare. Benissimo, io ti ringrazio perché così mi risparmi una presentazione magari abbordacciata. Io devo purtroppo dirvi che il sindaco Carlo Guerra ha avuto un'indisposizione e quindi speriamo che si riprenda presto, gli facciamo anche un applauso e mi ha telefonato poco fa che non può essere presente. Come pure per altri motivi non saranno presenti Anna Rita Russo, che ha avuto un lutto in famiglia e che ci ha ospitato in tutti questi anni a Bai Cosimilo e alla piazzetta di Foscevarano, e anche Valeria Di Ciglio, che è l'assessore alla cultura. Quindi loro comunque ci sostengono in tutto, ci hanno sostenuti in tutti questi anni e quindi speriamo che continuino sulla buona strada. Allora io vi presento Angela Brasetti, il quale non ha bisogno di presentazioni, diciamo infuria e invade tutto il litorale del Tirreno no, nel senso che ultimamente ha presentato una sfilata di moda molto rinomata a Civitavecchia, poi hanno fatto cadere la neve della Madonna di Roma insieme con la sindaca Virginia Raggi, c'è una Madonna romana la quale ha fatto nevicare a luglio. Quindi quando c'è stata l'iniziativa, lui è stato il bravo presentatore, ma da oltre 10 anni, da 40 anni. No, da 38 anni si svolge l'evento, io lo presento da alcuni anni. Ecco, comunque, diciamo, non da quando è successo proprio. È un presentatore che, come dicevo prima, non ha bisogno di presentazioni, perché se già, come avete visto presentare, questa sera sarà autore di notizie e informazioni sul tema del cibo, declinato attraverso la poesia romanesca, e Enos Palmisano, noto enogastronomo a livello quantomeno nazionale, svolgerà invece una dotta escursione sui prodotti enogastronomici pugliesi. Naturalmente ci vorrebbe una quarantina di giorni per farlo, lui cercherà di sintetizzare in 40 secondi. Meno. Grazie. Allora facciamo un grande applauso al Vincenzo, senza il quale non saremmo qui. Insomma, ci dona questi 2 giorni in occasione del premio Schifella magici. Io l'altro anno sono potuto stare soltanto un giorno, però la mattina del secondo sono stato, ho fatto il viaggio insieme a queste fanciulle, il viaggio in barca, e ancora si ricordano di come tremavo la barca, perché ero io che tremavo di paura, ma è stata una bellissima cosa, veramente, cosa al crocifisso lì non è un'isola, insomma, è sulla testa del lago. Bellissimo, meraviglioso, bene, un'esperienza molto bella, come sapete tutti i momenti che viviamo qui. Questa Apericena, a proposito di Apericena, io mi sono preoccupato, tu avevi capito male, siccome c'è il paese di Apricena, tu sei andato lì prima. Sì, ho fatto ritardo per questo motivo. Perché 20 km da qui, dopo San Nicandro c'è Apricena, c'è un po' prima, e tu sei andato lì. Io sono andato lì. Apericena, no Apricena. Vabbè, con la E c'è una E, perché lui se non spieghi bene, Apricena. Benissimo, avete sentito quello che ha detto Vincenzo lontano dal microfono? Si sente? Ma si sentirebbe anche senza microfono, proviamo? Non si sente nulla, va bene. No, proviamo, si sente senza microfono? Forse no, è meglio con, questo è una cosa che mi sono inventato io, però è igienica, no? Perché impedisce. Capito Marcello, impedisce che poi quando parlano gli altri. Ok, bene, allora detto questo non potevamo iniziare che in modo migliore con questo magnifico. Io però 2 parole le direi, 2 parole, troppo poche, sempre troppo poche, però le voglio dire di Paola Gagliardo. No?
E allora ne dico di più di quello che pensavo. Allora, Paola Gagliardo, nata a La Plata, Argentina, diploma di maestro di musica e professione di educazione musicale per l'insegnamento della musica nelle scuole di ogni grado e del ciclo inferiore e ciclo medio dei conservatori di musica, col massimo dei voti al Conservatorio Gilardi. Apro una parentesi, adesso Vincenzo si chiederà se apre tutte queste parentesi arriveremo a notte fonda. I conservatori ora sono dei corsi, delle scuole ad altissimo livello di musica, no? Hanno insegnanti e anche allievi, docenti, discenti brevissimi, come anche per esempio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, ne dico uno, no? Lì serviva dei tribunali a Napoli. In realtà il conservatorio nasce come centro di recupero per i ragazzi, cioè era un centro di rieducazione, no? Dove tra le altre cose nel Settecento, fino al Settecento si faceva anche musica. Poi l'elemento musicale è prevalso e praticamente si è dimenticato tutto il resto, cioè non sono stati più diciamo come carceri minorili, ma sono stati soltanto luoghi dove si insegnava musica. Faccio l'esempio, il San Pietro a Maiella raccoglie quattro conservatori, è diventato quel che è diventato, no? Ci hanno insegnato tutti i più grandi, eccetera, però in realtà i conservatori nascono come luogo di detenzione per i giovanissimi. Questi pochi lo sanno, ma è interessante dirlo. Paola Gagliardo, sempre lei, ha studiato pianoforte e composizione, ha frequentato il corso di direzione corale del maestro Escalada, si trasferisce in Italia nel 90, quindi sono ben 30 anni e ancora non ha imparato a parlare italiano, no scherzo, dove frequenta il triennio superiore di composizione presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia, eccetera, eccetera, attività come docente, pianista e compositore. Due parole anche sul coro, nato nel 2014 nell'associazione Centro Studi Atelier 102 a Torpignattaro, un luogo molto caro ad Enos. Non lo sapevo, ma Il coro ha un repertorio di canti della tradizione italiana in dialetto e in lingua, esordito nella protobottega del Campidoglio nel febbraio 2015, nella premiazione di Salva la lingua locale, una delle tante iniziative promosse appunto per la salvaguardia del dialetto. Qui siamo appunto perché siamo qui riuniti perché amiamo tutti il nostro dialetto. Ho visto che ci sono stati dei vincitori di dialetti di regioni che sono in Lazio, quindi è sempre una bellissima esperienza per me, è proprio acquisire anche queste conoscenze, è bellissimo sentire questi dialetti, e c'è gente appunto che è legata alle proprie tradizioni, perché come diceva il poeta, se vuoi essere universale parla del tuo villaggio, il villaggio che poi diventa un quartiere, poi diventa una via, poi un angolo, ogni angolo si può dire, ogni numero civico ha un suo modo di parlare, un suo modo di scrivere, pensate poi, no? È come se noi facessimo una zoomata che poi inquadra sempre un luogo più grande, perché ogni luogo, se voi vedete anche in un condominio c'è chi parla in un modo e chi parla in un altro, quindi l'importanza delle proprie radici, e iniziative come queste di Vincenzo ovviamente consentono a noi che amiamo le nostre radici, perché tutti iniziamo a parlare in dialetto e poi si parla in italiano. Benissimo, il coro partecipa a manifestazioni di poesia dialettale, l'arte nel portico, a Coglianiene, e anche di questa, 2 giorni di poesia a Ischitella, teatro Torbella Monaca, teatro prestigioso, non mi lasciate. Il Bella Monaca ha avuto degli illustri direttori artistici, tranne Michele Placido, tutti bravi, alla presentazione di poesie di Achille Serrao alla Casa della Cultura Villa de Sanctis, che non è lontana sempre dai nostri luoghi. Partecipa alle segne corali, cori sotto l'albero, piano in canto, insomma veramente un bel background, un bel curriculum. L'applauso non mi ricordo se gliel'abbiamo fatto. No. Non mi ricordo.